La polizia ha arrestato a Tradate, nel Varesotto, Marcello Crivaro, latitante, ritenuto vicino all''ndrangheta. Nell'ambito di un'indagine per droga si è arrivati all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare a carico dell'uomo, cugino del più noto Francesco, esponente di spicco del locale di Erba, Como. Sono iniziati senza problemi di ordine pubblico gli abbattimenti dei container nel campo rom di Scordovillo alla Mezzia Terme, sequestrato dalla Procura della Repubblica. Proteste si sono registrate a San Pietro Lametino e a Ginepri, dove ci sono alcuni degli immobili destinati all'accoglienza dei nomadi e un residence turistico. Questa terra è strategica per l'intero paese, ma il Sud ha bisogno di sviluppo e prima ancora di legalità. Lo ha detto il ministro Alfano oggi pomeriggio a Reggio Calabria. È del tutto inutile, ha aggiunto, pensare ad ogni tipo di infrastrutturazione se contemporaneamente non diventa strategica un altro tipo di infrastruttura, immateriale, chiamata legalità. Stamattina alla Lega Navale di Crotone è stato tracciato un bilancio complessivo dell'iniziativa Un mare da pulire, progetto promosso tra gli altri dal Ministero per l'Ambiente. Si è svolta anche la seconda giornata con centinaia di ragazzi che hanno ripulito l'area del porto e il tratto di arenile che dalla città di Crotone va fino al Costa Tiziana Hotel. Nella prima giornata raccolti 2,5 quintali di rifiuti.